Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare una ragazza di Mazara del Vallo che vuole fare un video messaggio d'amore al marito. Si chiama Patrizia e ha 35 anni. Ciao Patrizia. Piacere, mi chiamo Patrizia. Hai 35 anni, sì? Sì. E sei di Mazara del Vallo? Sì. Ne hai approfittato questa sera perché hai visto a noi? Sì, giusto? sì, ti ho conosciuto subito. Sei un'accanita fan? Sì, appena vedo non ci dico a mio marito dammi il telecomando che non lo cambia. Vabbè, e allora noi questa sera ti diamo... Sentimentale. Sì. Questa sera ti diamo la possibilità di fare un videomessaggio d'amore a tuo marito. Sì. Praticamente tu per via televisiva tu gli puoi dire quanto l'ami in parole tue, Sì. come ti dice il cuore, ok? Allora lì c'è la telecamera, quando te lo dirò io, praticamente tu farai il tuo videomessaggio d'amore, ok? Sì. Innanzitutto cominciamo, com'è che hai conosciuto tuo marito? Lavoravo. Lavoravi? Era il mio fornitore. Quanto tempo è che sei insieme a lui? Poco, 5 anni e 2 mesi. C'hai bambini? 5 anni, sì, una bimba. Una bimba, come si chiama? E Francesca, come la nonna. Francesca come la nonna, per quanti anni c'ha? 2 anni e mezzo, giorno 19 ottobre. Che cosa praticamente hai provato per tuo marito quando è scattato il colpo di fulmine? All'inizio non mi piaceva fisicamente. Ah sì? Sì. E che Poi ho conosciuto il carattere che era dolce, affettuoso e sincero. E ti ha colpito? Sì. E ha fatto Perché scattare ci il sono colpo di pochi fulmine? Sinceri. Certo. Va bene. Ok Patrizia, allora lì c'è la telecamera, da questo momento in poi tu puoi effettuare la tua dichiarazione d'amore verso tuo marito, ok? Capito. Vai. Allora, io voglio dire a mio marito che anche ci sono persone che ci vogliono male e che ci hanno ostacolato il nostro amore, nessuno ci dividerà mai, perché la fede e il nostro amore non ci può dividere nessuno, neanche con la cattiveria, la malvagità e le menzogne, perché Dio da lassù e la mia famiglia, perché ho la mamma morta e dei fratelli con l'incidente di morte e mia sorella morta, e ci proteggo da lassù e alla faccezza di quelli che ne vanno male Dio ci proteggerà per tutta la vita. Stamattina ho visto un matrimonio alla cattedrale di 50 anni e noi ne faremo 70 anni di matrimonio. Ok. Bene, Alla bene faccia di chi che ci invidia. Giusto, ok. E voglio dire un'altra cosa, che chi ci vuole male di smetta di intromettersi nella nostra vita matrimoniale, se fa il nostro- perché sanno a fare le C suoi, non posso dire la parolaccia, perché noi siamo felici anche se loro ci mettono il bastone fra le ruote. Chi capisce capisce, perché noi ci amiamo veramente anche se non ci vogliono credere. E presto, se Dio vorrà, ci saranno altri bambini. Ok, complimenti allora Curoni. Vabbè, bene amici, abbiamo sentito il videomessaggio bello lunghetto di Patrizia che ha fatto. Sì, scusa però sono troppo iattianone, mi ha fatto No, non ti male, preoccupare, piacere. è una cosa simpatica. Sì. Ok, Alberto vi saluta anche... Patrizia, Ok. e voglio dare un bacione da lassù ai miei familiari che mi proteggono da lassù. Ok, ciao allora, ciao amici, a dopo. Oh yeah!